Sono ore di angoscia dopo la scomparsa di Antonio Menegon, l'ingegnere di 78 anni, consulente nella battaglia contro gli autovelox irregolari di cui non si sa più niente da giorni. Tutte le ipotesi sono aperte e gli inquirenti stanno lavorando in maniera serrata per rintracciare il perito impegnato in svariate lotte per la sicurezza degli automobilisti sulle strade di tutta Italia, oltre alla nostra regione. Menegon, che abita a Tezze sul Brenta da anni, gestisce una galleria d'arte in via Garibaldi a Rosà ed è proprio qui che i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati per le ricerche, hanno rinvenuto le chiavi di casa, un PC ancora acceso, il telefono cellulare e all'esterno dello stabile il furgone e l'auto dell'ingegnere. Cosa possa essere accaduto è un giallo che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. È una notizia che arriva all'inizio dell'anno che ci stupisce, che ci sorprende in maniera negativa, che ci preoccupa anche. Non è bello avere di queste notizie e siamo vicini ai familiari, alle persone care all'ingegnere Antonio. Un'amara sorpresa perché effettivamente questo signore lo si vedeva girare anche qua per i nostri uffici per delle pratiche di tipo amministrativo. Io l'ho ricevuto un paio di volte anni fa, adesso recentemente non lo avevo più, avevo perso di vista, e la comunità è scossa proprio perché non si sa assolutamente dove sia andato a finire questa persona. Noi avevamo incontrato Menegoni in più occasioni, a seguito anche di una vicenda che lo aveva riguardato di persona, quando a causa di un sottopasso non segnalato adeguatamente era rimasto incastrato con il suo furgone. Da allora aveva portato avanti una battaglia che noi avevamo seguito passo passo e che era finita anche sulle reti nazionali. Intanto è ancora la sindaca Mezzalira che lancia un appello al nostro microfono. Visto l'anomalia di questa scomparsa, visto la preoccupazione che sicuramente stanno vivendo i familiari e le persone a lui care, chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa e possa segnalarlo alle forze dell'ordine perché può essere d'aiuto nelle indagini.